In tempur de Dandu, in saida de Nazareth in Galilea, vivia da una vecchiocchedda che ineranta Maria. Fu disposa con Giuseppe, ma prima che si è Santa Goiausu fu succedia una cosa di spanto. Maria fu pregando in domo sua e Deus gli ha mandato Sangelo Gabriele e gli ha detto: Deus ti salvi Maria, piena di grazia, non timasa, che sono di portare un'imposta bellissima di Deus. Tui as attendono di più, e tutti antannai che sono figlio di Deus. Adesso luci per portare i vagi a tutto il mondo. E risponde Maria: come ti dà parlare a Giuseppe? A Giuseppe da pallegare io, e ad asciri che lui si stette ascendata di Deus. E annao Maria: e come ti dà pamuttire questo pippio? E risponde Sangelo: da samuttire Gesù, con le nai che Deus è con noi. Donausi imposta, Sangelo se ne fu andato. In questo tempo, l'imperatore Augusto gli ha comandato che ogni persona del suo mondo è stata andata a iscrivere a suo ufficio per morire dei sciri canto gente incevuti in tutto il suo impero e per fare pagare del ramas. Poi si può riscrivere d'ogni persona doppia torrare in saida a tanto vonnascio. Per morire e per gusto c'è stato una volotto di gente che si preparanta per torrare d'ognuno in vita sua. A Maria e a Giuseppe gli fu toccato a torrare in Betlem, poiché che Giuseppe fu nasciuto, ma bellei fu d'atteso. E cammina, una dì a primo notte di reso e antabito il luce de bellei. L'ompius che fuori in Betlem, iam ta cercare un luogo, posi corcai. Ma saida fu prena, poitta tutta sa gente fu tornata a vita, per morire del suo pregone dell'imperatore. I toccanta ad ogni volta, ma gli si rispondeva che non ci tenia più un luogo. Tanto, volenti l'ompius, assurtima uomo de saida, e Giuseppe gli ha toccato sa porta e si fu incrarato su Meri. Giuseppe ti ha domandato chi sa uomo dove poteva essere luogo a solo manco con Maria. Issa fu per comprare il suo tempo per far nascere il suo pippio. Io rispondi su Meri: perdonai, ma vero, non c'è più luogo in noi in domo. Rispondi Giuseppe: ma vero non tenesi in manco un grone. E su Meri: perdonai, ma tengo solo sa strada, ma due punti un boi e una mula. E annò Giuseppe: castiai, ponoso si contentò spirito di gusto, che lo fa riposare a Maria. Tanto su Meri, lui si ad accompagnaus. E proprio questa notte, in questa strada, fu nasciuto Gesù, vero Deus e vero Pippio, e dianta collocare un sulacco accanto a tanti animali. Celesti tesoro d'eterna allegria, dormi vita e coro, riposa anni mia, dormi vita e coro, riposa anni mia. Reposa senori, drommi figlio amao, se sverbo incarnao, fatto redentori, posso peccatori, fatti sfida mia, drommi vita e coro, riposa anni mia, sovrano imperio, in savalla posto, amori nostro, fatti scattiverio, truci refrigerio, anima mia, trommi vita e coro,
riposa a ninnia, trommi vita e coro e riposa a ninnia. In su sartu de Betlemme, due furinti pastorisi, che in su noti i gastianter berbesi. Tanto, a parti e mengiano, disfucu un parto Sangelo Gravieli e disiannao a non timiri, che fu vegno a dirna è una cosa bellissima, che in su noti, in una strada, fu nasce su Messia. A codeia du visitai, desagatta in su lacco, imbusciao con il lenzolos. I pastori si iantanao, ta cosa ispanto, su Messia, su Re Salvadori, ta cosa bella, andeus a dubiri, e aici iantamovi, e commenti iannaus Angelo, iantagatau a Maria e Giuseppe, con su bipiu in su lacco. I pastori si ianta contau a tutti su chi fu succedi. E in su cielo fu apparvia una stella manna, sa stella coluda, e si fu pitta in tutto su mondo. Peri, tre sapienti sensorienti, ianta bitto sa stella, e iscianta che in dognia che appari sa stella coluda nasce di una persona importante per tutto su mondo, e questa fu di una persona in meda importante, fu di il ribounza terra su Messia. E tanto iantamovio e iantaposto un fatto a sa stella. E, quando fu in Tilompius, iantagattau Maria, Giuseppe e su Pipio, e disi iantaportau un dono, oro, incenso e samirra.